A queste pareti sono appesi quadri, striscioni e opere d'arte che descrivono momenti di lotta, di tensione, di partecipazione e solidarietà. Qui è la Casa del Lavoro. Segnano l'appartenenza dei lavoratori a una comunità di destino che si stringe davanti alle crisi, contro il terrorismo, per migliorare le condizioni di lavoro, per affrontare insieme il futuro. Nel 1917 il conte Giuseppe Volpi di Misurata individua in Porto Marghera tutte le caratteristiche per uno sviluppo produttivo: vicino al capoluogo, baricentrica rispetto alla regione, capace di attrarre manodopera dai territori. L'arrivo della chimica nazionale e l'investimento delle grandi compagnie di Stato trasformano questo luogo in una delle più grandi fabbriche d'Italia. Nel 1970 vi lavorano 40.000 addetti. Gli irrisolti conflitti tra territorio e lavoro e ambiente, grandi imprese e piccole imprese e lavoratori, creano contraddizioni, ambiguità e scontri. Molti di questi momenti sono stati vissuti qui dentro, nel capannone. Nel mentre, in Veneto, cresce silenzioso un nuovo modello di sviluppo, minuscolo e reticolare, un laboratorio di economia diffusa fatto di piccola e media impresa, con grandissime eccellenze e forti connessioni nei mercati internazionali. È la cultura del lavoro, del saper fare, l'ingegno di migliaia di artigiani che trasformano questa regione nella locomotiva d'Italia. Si conia la definizione di Nord-Est. Porto Marghera evolve, cambiano le funzioni, si adattano gli spazi e dove c'erano le prime fabbriche nascono nuove imprese manufatturiere. Arriva il terziario avanzato, i servizi alle imprese. Il territorio, questo territorio, acquista sempre più valore. Il mare, l'entroterra, il porto e la ferrovia, le infrastrutture stradali e ora anche quelle digitali permettono alle nostre imprese di dialogare ancora di più con il mondo intero. Nel Veneto c'è un'impresa ogni 10 abitanti, 7 su 10 sono piccole aziende, 1 su 4 appartiene all'artigianato. È una regione che contribuisce con 150 miliardi di euro l'anno al prodotto interno lordo, quasi il 10% della ricchezza nazionale. Territorio, imprese, persone, tre elementi insostituibili per dare valore aggiunto alla nostra economia. Una combinazione che produce un effetto moltiplicatore. Senza questa formula non saremmo qui, nel luogo che ha visto l'apice dell'industrializzazione di questa regione, icona moderna della storia del lavoro, a costruire con le nostre mani e il nostro ingegno la più entusiasmante delle sfide, quella del futuro.